Decisamente. Allora, eccoci No, tornati in studio per affrontare dunque quello che è il primo tema di questa sera. Ermanno, parliamo di ambiente, parliamo di cave e di discariche, come dice il nostro titolo, perché diciamo negli anni passati le cave molto spesso sono state utilizzate. Sì, è sempre il discorso anche di Leonardo: se non c'è cultura, se non c'è una capacità di vedere le cose, si rischia di sottovalutare determinati fenomeni. Nella scorsa trasmissione abbiamo parlato della bomba atomica, no? Allora, ci eravamo meravigliati di Chernobyl, poi quando abbiamo fatto vedere le 10 bombe atomiche più potenti del mondo che sono state fatte scoppiare in atmosfera, c'era una di 100 megatoni, poi portata a 50 megatoni, e ogni megatone sono 500.000 tonnellate di tritolo. Moltiplicate e avete capito che una bomba che può essere portata da un aereo, che disastro ha fatto. Ma questa bomba, quando l'hanno lanciata e sono stati i russi nel circolo polare artico, ha fatto un raggio d'azione di oltre 1000 chilometri. Vuol dire che se la molavano a Milano si rompevano i vetri a Parigi, a Zurigo, a Roma, forse anche in Calabria, perché il raggio, il movimento dello spostamento d'aria era di oltre 1000 chilometri ed è salita all'infinito, perché poi lì contro la gravità terrestre se n'è andata dove ha voluto e si è avvolta attorno alla Terra. Questa è la inconsapevolezza di quello che facciamo, e poi a distanza di tempo, come facciamo stasera, ne parliamo perché è importante parlarne. Certo, Ma certo. non solo per dire colpa mia, colpa tua, qui non si discute a questo livello. Vogliamo che la gente si renda conto di quello che è successo, gli errori dei nostri predecessori e quello che si può fare per evitarlo. Ecco, quindi... Ecco, certo. Beh, io inizierei dando la parola all'architetto. No, scusa, Prego, allora, scusami. l'argomento, noi parliamo di Rosà, prendiamo l'occasione di un momento, di un fatto, e su questo fatto cerchiamo di dipanare un po' la situazione e di capire perché di Rosà ce ne sono almeno 300 in tutta, che io sappia, in tutto il Veneto, forse molti di più, perché alcuni sono segreti, nessuno è andato mai a scoprirli o non fa parte del patrimonio, chiamiamolo culturale, veneto. E invece bisogna conoscerli, perché poi queste cose lasciano la traccia, non solo per noi, ma soprattutto per i nostri figli, nipoti, eccetera, eccetera. E quindi questa è la sensibilità che vogliamo creare. Allora prendiamo come esempio, non perché questo sia l'esempio più esasperato, probabilmente non lo è, ma andiamo a verificare concretamente questa situazione e chiediamo ai nostri telespettatori di seguirci, perché è un esempio che può servire anche in altre zone, quindi porre l'attenzione su questo fenomeno di inquinamento. Abbiamo già parlato del PFAS, Certo. e che ormai sta correndo sotto i nostri piedi a tutta velocità, e che noi tiriamo sull'acqua dal pozzo ma non sappiamo neanche quel che beviamo o quello che diamo da bere alle nostre galline piuttosto che agli animali e alle piante. E quindi, ecco, questo è l'argomento. Ecco. Allora, introduzione dell'argomento. Allora, l'introduzione io direi che possiamo fare, tra virgolette, un po' di storia, diciamo, di quella che è la realtà di Rosà, con questa cava, la cava Castellana, e l'area, diciamo così, interessata e collegata, che ha avuto dei trascorsi. Architetto Campagnolo, ci aiuti un po' a fare la storia sì, di questa cava? Posso fare un po' di cronistoria che ho appreso anch'io leggendomi tutti i documenti che ho trovato in comune, perché questo è un sito che, come si può vedere anche dalla planimetria che vi ho fornito, è un sito che si è iniziati a scavare nel 51 circa, quindi all'inizio come sito per recuperare materiale da costruzione, ovviamente, per fare dei rilevati delle strade, eccetera. E poi questo buco si è via via allargato negli anni, e
un buco da riempire, probabilmente il tempo è sembrato l'ottimale per metterci l'immondizia. E in questo sito ho proprio recuperato l'altro giorno, vedevo i primi contratti di smaltimento dei rifiuti, erano mi sembra del 63-64, dove mi sono guardato proprio anche i capitolati, e quindi il capitolato che veniva da, bene o male, una legge di rango superiore a quella del comune, che prevedeva che i rifiuti dovessero essere inceneriti o sotterrati, previo parere favorevole dell'ufficiale sanitario, quindi di solito il medico del paese, e quindi, secondo me, per ignoranza sicuramente, non per uno spirito autolesionistico, visto probabilmente non aveva neanche gli strumenti per poter sapere cosa, capire cosa veniva interrato. Ripeto, proprio anche per la posizione che è abbastanza centrale rispetto il paese, probabilmente c'era uno spirito che non era sicuramente autolesionistico, secondo me, ma proprio carenza di sapere, di cultura, per cui si è iniziato a riempire questo buco. Man mano che il buco si è allargato, si è ampliato il contenitore per i rifiuti, e si è arrivati all'87 con la chiusura della discarica, con conferimenti che sono stati fatti sia del comune di Rosà, diciamo così, del territorio del comune di Rosà, ma anche dei comuni contermini, e anche sulla base di alcuni decreti prefettizi legati all'emergenza rifiuti tanto della città di Padova quanto della città di Venezia. La vicenda si chiude all'incirca nell'86-87 con una cosiddetta, la chiamano bonifica, ma in realtà non si tratta di una bonifica quanto di una ottimizzazione, diciamo così, del sito, e nel caso specifico l'Amniup, che era l'azienda che raccoglieva i rifiuti della città di Padova, fa questa attività di baulatura della discarica, realizza quello che oggi chiameremo capping, ma in realtà era un apporto di argilla e limi e poi un po' di terreno vegetale sopra, per rendere la discarica, diciamo così, un po' impermeabile alle precipitazioni, e quindi fare in modo che l'acqua, che la pioggia che va a cadere sopra, in qualche modo venisse smaltita ai lati senza andare a interessare il corpo rifiuti. Quindi sostanzialmente hanno tombato la discarica, la discarica. Poi non c'era niente sotto. Cioè, non c'era una l'impermeabilizzazione non esisteva, quindi veniva fatto, l'accumulo dei rifiuti veniva fatto contro ghiaia. Lì siamo il nostro è anche un territorio particolarmente fragile, nel senso che è una pianura alluvionale, quindi le falde sono uno alte. strato indifferenziato di ghiaia, con una falda che in quella zona potrebbe essere a 40 metri, 40-50 metri, adesso non mi ricordo, ma comunque a una quarantina di metri dal piano campagna, e quindi un eventuale percolato o comunque sostanze che potessero liquefarsi sicuramente hanno avuto una percolazione verso il basso, andando a interessare la falda. Piaccia o non piaccia, secondo me questo fenomeno qua è stato per tutti gli anni 70 e gli anni 80, quando la cava era comunque, la discarica era comunque in esercizio, probabilmente con minor irrogazione dei rifiuti dal momento in cui è stata tombata, ma comunque non essendoci tutti gli accorgimenti o comunque la tecnologia più moderna, che poi da noi è entrata in esercizio nei primi anni 2000 con la legge 36, che prevedeva tutta una serie di strutture, di accorgimenti obbligatori, no? Ma diciamo soprattutto negli anni 60 e 70, come è la genesi di questa discarica, ogni comune
non dico che faceva un po' da pioniere, però pensiamo solo che le autorizzazioni venivano comunicate alla provincia, ma le rilasciava di anno in anno il sindaco sentito l'ufficiale sanitario, quindi anche sul piano proprio tecnico-culturale eravamo anni luce indietro rispetto a come trattiamo oggi i rifiuti. Certo, certo. Bene, e adesso veniamo ai giorni nostri. Allora, noi qui abbiamo una rappresentanza di questo comitato, comitato per la salute e l'ambiente a Rosà. Allora, Morcellina, voi vi siete costituiti perché? Cosa è successo? Beh, dobbiamo tornare all'inizio dell'anno 2018, dove abbiamo preso una notizia da un giornale locale che avrebbero realizzato un capannone dell'ETRA, un insediamento ETRA della nostra multi-utility nella zona di Via dei Prati di Rosà. Quindi dove c'è questa discarica? Sì, giusto? praticamente si trova a ridosso. ridosso. Proponiamo l'immagine. Si trova che a ridosso della discarica, un po' a sud, a 150 metri. L'area in giallo è dove dovrebbe sorgere questo. Sì, 150 metri a sud della discarica. La discarica è quella in rosso. E altri 150 metri, 100 metri circa a sud c'è la cava Poiana. Ecco, che è quella in viola. Ecco, quindi noi preoccupati di quelle che potevano essere le ripercussioni di un insediamento in una zona a ridosso di una zona residenziale e con dei quartieri limitrofi per quanto riguarda la viabilità. Abbiamo chiesto delle informazioni in comune, non sono state per noi sufficienti, allora abbiamo fatto un accesso agli atti e venendo in possesso del progetto ci siamo resi conto che effettivamente non era un progetto, un capannone di una rimessa di pochi mezzi, era un qualcosa di più, ecco, quindi un'area di 14.000 metri quadri, un capannone di circa 2.000 e qualcosa. Abbiamo visto che nel progetto c'erano 14 toilette, mensa, cucina, front office, uffici, e quindi abbiamo capito che era qualcosa di più rispetto a quello che ci avevano detto. Abbiamo cercato di informare i cittadini e con degli incontri pubblici. Certo, ecco, ma alla cava, all'inquinamento come ci si arriva? Ci stavo arrivando, perché a un certo punto abbiamo visto sul sito del comune di Rosà che la proprietà della cava Poiana a sud del futuro insediamento ETRA aveva chiesto una messa in sicurezza per quanto riguarda le arginature di questa cava, perché c'erano stati dei movimenti franosi e quindi lì ci siamo un po' interessati alla cosa, perché per tutti è una cava, però nel progetto che avevamo visto ancora a suo tempo c'era anche una strada che portava direttamente in cava dall'insediamento ETRA e questo ci ha un po' incuriosito, perché comunque una cava fa sempre gola per quanto riguarda appunto deposito di rifiuti. Questa era una supposizione, ma era una paura più che altro. Quindi abbiamo iniziato a fare ulteriori accessi agli atti e abbiamo visto che la proprietà aveva fatto una richiesta in regione giustamente per un'autorizzazione e l'architetto Mirko Campagnolo durante una commissione ha detto che ci sarebbero state, l'intervento constava nel portare un 80.000 metri cubi di terra e 5.000 camion. Quindi si è mossa un po' la cosa e abbiamo ovviamente continuato ad informare i cittadini, sempre preoccupati per questo nuovo intervento. Quindi da là cosa abbiamo detto? Noi essendo dei cittadini che hanno i loro impegni, abbiamo preferito a quel punto affidarci a dei professionisti. Ecco, e da qui parte la storia. Parte la storia. Allora avete incaricato la dottoressa Leicis dunque di andare a vedere che cosa c'era sostanzialmente. Sì, perché
si sapeva, cioè molte persone sapevano che comunque la cava Poiana c'erano dei rifiuti che nel tempo erano stati depositati, però nessuno aveva mai approfondito la cosa. Quindi a questo punto noi ci siamo avvalsi di consulenti quali la Marina Lecis. Ecco, allora la dottoressa Lecis ha fatto dei sopralluoghi, allora Sì. che cosa ha trovato? Sì. Allora? Allora vorrei ricordare il 23 febbraio, che è stato il mio primo giorno di sopralluoghi, e dove ho girato attorno a tutta l'area e ho accertato che la ex cava Poiana in realtà è una discarica non autorizzata, quindi a cielo aperto, e in questo modo vuol dire che esiste percolazione, quindi con le piogge e tutto negli anni sicuramente è passato nel substrato inferiore, quindi in falda, perché si tratta di un'area con acquifero indifferenziato di alta pianura su un materasso, pensate, alluvionale di ghiaia. Non per niente in tutta la zona troviamo diverse ex cave, proprio per questo, perché pensiamo a questo materasso alluvionale costituito di ghiaia, quindi non esiste uno strato naturale di impermeabilizzazione. Quindi la falda è molto delicata, sono acquiferi veramente a rischio, e quindi quando ci sono queste situazioni dobbiamo anche pensare che questa contaminazione possa passare ai pozzi idropotabili, d'accordo? Perché la contaminazione poi segue il flusso delle falde e può anche agganciarsi ai pozzi idropotabili, mentre nella bassa pianura, dove ci sono substrati impermeabili, i pozzi idropotabili sono protetti proprio da questi substrati impermeabili. Quindi, consapevole della struttura geologica di quest'area, a rischio e delicata, mi sono, devo dire, preoccupata non poco, quindi ho approfondito poi il mio esame, i miei studi, che sono stati anche di tipo documentale, quindi abbiamo acquisito anche delle fotografie storiche, e quindi ho accertato, lo dico tranquillamente, salvo anche smentite. Qui abbiamo anche la documentazione, no? Sì. E quindi ci sono stati successivi passaggi, l'avvocato destro poi parlerà dell'aspetto, diciamo, questo è lo stato legale di allora, sì. Sì. Queste ecco, sono questo le però, immagini questa storiche fotografia, del ci sito sono alcune che foto che sono anche di riferimento storiche, certo, alla ex sì, infatti qui vediamo una foto dell'84, esatto, questa. Quelle che ho acquisito io sono relative proprio alla Poiana, quindi. Ma poi cosa ho scoperto andando in sopralluogo? Una situazione un po' particolare, perché ci sono rifiuti anche lungo la sponda, diciamo, della ferrovia, e ci sono anche rifiuti in roggia, sulle sponde della roggia, soprattutto quella a valle è stratificata proprio da rifiuti. C'erano anche dei rifiuti nuovi, quindi oltre a vecchi rifiuti anche nuovi, sulla area ETRA, quella che era stata proposta, tant'è che abbiamo fatto la segnalazione al sindaco, poi l'avvocato vi dirà cosa ha fatto a livello legale, e ho trovato rifiuti misti, sia urbani che industriali, quindi c'erano dei barattoli con dei solventi, quindi voglio dire, quei solventi sicuramente sono andati già purtroppo in questo strato di alluvionale ghiaioso, e quindi sicuramente se ne sono andati con il delavamento. Tendo a precisare che la vecchia discarica è abbastanza pericolosa, perché non ha nessuno strato impermeabile, e per quello che ho visto, soprattutto sull'aspetto perimetrale, c'è un cedimento di sponda proprio in roggia, ed era stata valutata dalla provincia nel 2009 come sito anche abbastanza rischioso, con un valore alto, mi pare 42, adesso 44, quindi alta attenzione. E quello che ho trovato in roggia nel momento di secca è stata un'area di sedime lungo la roggia assolutamente particolare, quindi ho fatto un campione, ho portato le analisi in laboratorio, assolutamente certificato, e da cui è emerso il ritrovamento degli idrocarburi pesanti e di metalli pesanti, certo. Quindi insomma c'è un inquinamento in atto. Ecco, avvocato Destro, noi qui vediamo alle mie spalle un documento che avete presentato, no? Questo è quello che è stato presentato nell'esposto che avete fatto a marzo. Noi abbiamo fatto un esposto il 15 marzo con il quale esposto depositato presso la Procura della Repubblica di Vicenza, e con il quale abbiamo reso edotta l'autorità giudiziaria di questa situazione.
siamo di fronte ad un inquinamento. Inquinare è un reato. Si potrebbe dire sono trascorsi tanti anni, potrebbe essere anche prescritto il reato, è tutto da accertare, non è compito nostro però accettarlo, questo è un compito che spetta alla magistratura. C'è da dire però che l'inquinamento c'è tutt'oggi, gli effetti negativi di quello che sono stati, di quello che è avvenuto anni e anni fa si ripercuotono anche oggi, quindi nel frattempo è intervenuta una nuova normativa sugli ecoreati che punisce in modo abbastanza pesante chi inquina, però punisce anche chi non pone un rimedio a questa situazione. Sotto il profilo delle attività che abbiamo svolto, in un secondo momento, quando sono stati acquisiti nuovi elementi, in particolare esami di laboratorio, e parlo di laboratori certificati e quindi degni della massima attendibilità, è stato fatto quella relazione che ho visto a video. In un momento successivo veramente è stato fatto il 19/4 alla Procura della Quindi Repubblica. 19 aprile scorso. Sì, 19 aprile, come integrazione al precedente esposto fatto. Questa situazione è stata resa nota e l'autorità comunale, il sindaco sicuramente ne è venuto a conoscenza perché in occasione di un incontro l'11 aprile scorso a cui una tavola rotonda, diciamo così, organizzata dal comitato, a cui però erano presenti anche funzionari del comune, è stata messa a video proprio Avete presentato tutti i dati di quello che delle analisi e di quelle che sono state le vostre... Meraviglia poi leggere il giornale oggi stesso sul giornale di Vicenza, con il quale il sindaco dice io non ne so niente, non mi hanno detto niente, non hanno fatto niente. Guardi, non è vero, perché io stesso ho inviato una PEC al comune in persona del sindaco con il quale ho allegato tutto, copia dell'esposto, copia delle integrazioni e copia soprattutto delle analisi fatte che evidenziano una situazione estremamente pericolosa per la collettività. Ecco, allora noi oggi abbiamo incontrato il sindaco di Rosà, Paolo Bordignon. Questa settimana c'è stato un consiglio comunale e sentiamo soprattutto come si sta muovendo dopo questa vostra iniziativa. Vediamo. Ho avviato un tavolo di lavoro con tutti gli enti, vale a dire ARPAV, Provincia Settore Ambiente e con l'USL e col Consorzio Pedemontana Brenta per l'attività di controllo di queste aree. Abbiamo fatto subito dopo il Consiglio Comunale un'uscita con i consiglieri di minoranza per rendere conto, fare un sopralluogo su questo. Stiamo avviando delle attività di analisi per capire sinceramente se ci sono degli inquinamenti. Sono cave che ci sono, penso una quarantina all'interno della provincia di Vicenza, attività che è stata monitorata dalla provincia fino al 2014-2015 con gli esiti negativi. Ora sto facendo le analisi di tutti gli altri siti, sto avviato la procedura ancora per tutti gli altri siti, adesso andremo a vedere sino in fondo che tipo di inquinamento. L'unica cosa che come sindaco mi sento di dire, oltre alla salute dei cittadini, mi mantengo anche ferma la posizione che a salvaguardare anche il nome di Rosà, perché è venuto fuori su Rosà Mafia eccetera. No, assolutamente no, non abbiamo avuto richieste di escavazioni, non abbiamo avuto richieste di qualunque genere da altre aziende, per cui sono fermo soprattutto con i cittadini e tenere basso il profilo, soprattutto per il bene del paese, soprattutto per il nome di Rosà. La settimana prossima ho già convocato una commissione consigliare per informare soprattutto tutti i consiglieri, ma ho invitato anche il comitato con i suoi tecnici. Valuteremo con tranquillità e con tutte le analisi che sono state prelevate. Tra l'altro le analisi che sono arrivate al protocollo del comune da solo ieri, anche se c'è l'obbligo entro 24 ore uno che trova un inquinamento di portarlo alla conoscenza del sindaco della provincia, per cui valuteremo a 360 gradi tutte le attività. Credo che il lavoro del comune deve essere in sinergia con quello del comitato e viceversa. Allora Mocellin, insomma il sindaco si è attivato a questo punto. Noi come comitato siamo contenti di vedere insomma, che il sindaco agisca e propone un tavolo di lavoro.
soprattutto dal momento che il Consiglio Comunale di lunedì scorso sono state le minoranze a proporre questo punto, cioè la Commissione Ambiente non si riuniva da 2 anni in Comune a Rosà, e grazie a questa richiesta fatta dalle minoranze all'unanimità è passato, e quindi è un punto importante per noi come comitato e siamo contenti. Abbiamo visto, infatti abbiamo ricevuto oggi l'informazione da parte del Comune che è stata istituita questa commissione, e ci riuniremo la prossima settimana, e questo per noi è un punto positivo. Certo, Salvatore Livorno, allora, il caso di Rosà è un caso che, come diciamo, no? Cioè, è un caso isolato, oppure è un qualche cosa che ha avuto modo di vedere anche nel suo libro inchiesta? Ma allora, io credo che il caso di Rosà, temo che il caso di Rosà non sia un caso isolato. Va dato atto e merito al comitato e ai tecnici e ai legali che l'hanno supportato di aver evidenziato un problema delicato che riguarda evidentemente la collettività, la salute e il benessere di quel territorio. Certamente, sicuramente negli anni 40, negli anni 50, negli anni 60 probabilmente non vi era la cultura o la consapevolezza della gestione, come dire, di un materiale molto delicato quali sono i rifiuti urbani o industriali. E quindi c'è stato un tempo sicuramente in cui era sufficiente scavare una buca e sotterrare i rifiuti, o almeno si credeva che ciò fosse sufficiente. Oggi non siamo più in quell'epoca, quindi noi oggi abbiamo una responsabilità e un onere di non poter chiudere gli occhi o le orecchie di fronte a un problema che ci sta davanti e che ci interroga profondamente nella nostra coscienza e nella nostra etica. Non solo, non tanto per noi, che pro tempore, come dire, abitiamo questa terra, ma soprattutto per le future generazioni. Perché i veleni che vengono seminati o che vengono sotterrati non recano danno per un giorno o per un mese, ma hanno tempi molto lunghi, perché la natura da questo punto di vista è madre e matrigna, e presenta il conto e magari lo presenta a distanza di decenni. L'Italia è da anni sanzionata dall'Unione Europea, pesantemente sanzionata per il tema delle discariche, siano esse le discariche legali, ufficiali, note, conosciute, siano le discariche, come dire, illegali, non note. Questo problema riguarda anche il Veneto non è esente da diversi problemi che riguardano la gestione dei rifiuti, che sono problemi che riguardano le amministrazioni, gli enti locali, le aziende che gestiscono il servizio, i cittadini, e che possono attenere, spesso attengono anche a temi di legalità e di infiltrazioni, come dire, malavitose. Questo senza, come dire, gettare la croce su questo o su quell'amministratore, però non è possibile neanche fare la politica dello struzzo, perché i fatti, quindi non le opinioni, ma i fatti, la cronaca giudiziaria, le notizie, ci testimoniano e ci attestano ormai in maniera eclatante che il tema dei rifiuti riguarda molto anche il Veneto, lo smaltimento illegale riguarda molto anche il Veneto, e se c'è stato un tempo in cui il traffico dei rifiuti era da nord verso sud, oggi il traffico illecito di rifiuti è certamente da sud verso nord e anche verso il Veneto. Quindi questo, come dire, è un dato che purtroppo non ci rallegra e non ci... prima parlavamo della genialità di Leonardo, c'è la genialità di Leonardo, c'è anche la stupidità degli uomini. Ecco, e la stupidità degli uomini, l'ottusità degli uomini produce poi danni non solo per il presente ma soprattutto per il futuro. Certo, ecco Campagnolo, abbiamo sentito prima il sindaco, voi peraltro avete fatto anche delle riunioni tra virgolette tecniche, sì, no? Anche allora, gli organi competenti, diciamo. Sì, allora anche qua ripercorrendo un po' l'ultimo mese e mezzo, diciamo che l'attività del comitato è stata sicuramente da stimolo per fare ulteriori verifiche che dopo vi racconto, però
giusto perché non sembri che tutto è dimenticato e tutto è fatto un po' così a caso, questa discarica fin dalla sua chiusura negli anni 94, 97, poi mi sembra anche nel 99, ha avuto dei controlli fatti con le metodologie di allora, che magari erano metodologie non invasive o non facendo le carotature come faremo oggi, ma comunque gli enti avevano fatto delle attività di verifica. Dopodiché, siccome questa discarica, soprattutto per una tramandazione orale, dove si diceva che c'erano questi rifiuti che arrivavano da Marghera, da Padova, e quindi alimentava un po' il tema di rifiuti industriali o comunque di rifiuti speciali, la provincia di Vicenza l'ha messa, ma sulla base di un'indagine che ha fatto un po' su tutta la provincia, l'ha messa con dei punteggi elevati, come raccontava prima la dottoressa Lecis, sulla necessità di fare degli approfondimenti che sono stati fatti poi dal 2009 al 2014, facendo cosa? Facendo dei piezometri, quindi dei pozzi, 3 pozzi nel caso specifico, uno a monte della discarica e 2, uno a lato e uno a valle, perché la falda ha una direzione nord-ovest-sud-est, quindi un po' di sbiego, diciamo così, tende ad attraversare la linea ferroviaria che vediamo lì sull'immagine. E questo monitoraggio, che si è protratto per alcuni anni, ha dato esito negativo, cioè non ha trovato nessun superamento di inquinante sulla falda, che anche secondo me, ma secondo più gli esperti di ARPA, di provincia eccetera, era il tema, diciamo così, più delicato, perché proprio per tutto quello che è stato detto prima, materasso ghiaioso, quindi forte trasmissione verso il basso e possibilità di andare ad inquinare la falda, e quindi matrice acqua è il tema principale da monitorare. Alla fine di queste campagne di monitoraggi la provincia cosa dice? Chiude lo studio dicendo che il coefficiente 42 o 27, adesso non mi ricordo, comunque molto alto, viene portato a 0, dicendo non c'è nessun pericolo a breve di inquinamento della falda. Nonostante questo, i pozzi, siccome sono stati fatti, sono entrati nella rete di monitoraggio regionale, per cui adesso stiamo anche qua recuperando i dati, perché non so con che frequenza sono stati fatti questi monitoraggi, ma comunque, indipendentemente da questa storia, cosa abbiamo fatto noi una volta che ci è arrivato l'esposto da parte dell'avvocato? Un esposto con una serie di fotografie, una serie di dati, non i dati quelli di superamento delle concentrazioni, perché sono arrivati in un secondo tempo. A me in comune, io li ho visti perché c'ero anch'io alla presentazione l'11 aprile del comitato, però lì si è parlato dalla Pedemontana alla Mitteni, si è parlato di tutto. I dati di superamento a me sono arrivati in comune il 2 di maggio, quindi ieri, ma indipendentemente da questo, perché non voglio far polemica, il 18 aprile con tutti gli enti preposti, perché le discariche, la competenza è in capo alla provincia, con l'ARPA, che è il braccio operativo della regione per quanto riguarda i temi ambientali, Consorzio Brenta e l'ASL, abbiamo fatto un primo tavolo di lavoro che poi abbiamo rinnovato il 30 di aprile, facendo la verifica sul posto di tutti e 3 i siti, cioè della discarica Castellan, del potenziale insediamento di Etra e della cava Poiana, facendo le nostre valutazioni a vista e poi determinando in quella riunione là una serie di attività da fare, fra le quali cosa? Rinnovare i campionamenti dei pozzi spia che ci sono, che sono stati fatti dalla provincia nel 2009-2014, prelevare acqua dalla Roggia
a valle della discarica Castellan, prima a monte e a valle della discarica stessa, per capire se c'è una qualche alterazione della rozza durante il passaggio. Col consorzio abbiamo concordato che nel momento in cui glielo diciamo ci sospendono l'irrigazione per poter fare anche la verifica del fondo rozza, e poi abbiamo previsto di andare a fare delle verifiche intanto con una pala in cava Poiana, per vedere se la cava Poiana, come è stato detto, io ho visto che mi sembra che nell'88 è stata, diciamo così, la Regione ha escusso la polizza che garantiva l'escavazione e il ripristino, ha escusso la polizza, ha annullato l'autorizzazione di cava e da allora non mi sembra che sia stato oggetto di apporti di rifiuti. Se poi prima dell'88 fosse stata oggetto di apporto di rifiuti, non lo so, lo andremo a capire. Mi sembra che quello che è stato però evocato anche nella riunione a cui ho partecipato o ai dibattiti che ci sono stati era Rosà, terra dei fuochi, discarica incontrollata e attività collegate alla mafia. Allora, la discarica Castellan, Gino Castellan, che era il titolare, è morto fallito 15 anni fa, 20 anni fa. La moglie a 90 anni è in casa di riposo sovvenzionata dal comune perché se no non riesce a pagare la retta. Sinceramente tutta sta mafia che muove rifiuti non la vedo. Che poi i lavori da 30 anni a indietro siano stati fatti male, cioè, mi sembra evidente, ma è un mal comune mezzo gaudio, ecco. Oddio, quindi sì. questa è... Oddio. Allora, sembrerebbe, da come viene descritta fino a questo punto, che è una vecchia discarica, che non ha grosse problematiche, l'abbiamo ereditata da qualcuno che era forse poco preparato a gestire il territorio, e quindi adesso andremo a vedere se è vero. Però io ricordo un'intervista del sindaco che diceva al comitato: se voi siete tanto sicuri portatemi le prove, giusto? Sì. Ho visto un'intervista sul telegiornale. E allora mi domando, intanto giustamente il sindaco ha cambiato opinione, quindi si è trovato di fronte a una situazione un po' più diversa, no? Ma poi leggendo i giornali abbiamo scoperto che ci sono delle minacce, c'è qualcuno che minaccia delle persone che vanno a vedere, vanno a controllare e gli dicono è meglio che stai a casa perché non vieni a rompere le scatole. Allora questo perché? Ui prodest, diceva Cicerone. E allora mi domando, siccome poi c'è stato un nostro collega giornalista della RAI che è andato a vedere, eccetera, gli hanno tagliato le gomme, evidentemente la cosa non è così semplice. Allora volete spiegarmi che cosa c'è sotto? Se c'è qualcuno, non stiamo parlando di New York, stiamo parlando di un paese che fa quanti abitanti? Quasi 15.000. 15.000, insomma, per arrivare a 15 milioni ce ne passa, no? Quindi 15.000 abitanti, c'è qualcuno che si incavola e dice questi vanno a pestare dove non dovrebbero andare a pestare. Penso che il messaggio possa essere solo questo, e mi pare che non è un messaggio tipicamente veneto. I veneti hanno altra, diciamo, cultura, altre abitudini nel dire non sai mai rompere scatole, ecco, per dirlo, ma non è che si avvicendano a inseguire le persone che vanno là a vedere, a constatare una cosa che è giusto che tutti i cittadini sappiano, che il sindaco ha abbracciato questa protesta e adesso sta verificando. Ma allora cosa c'è sotto, dottoressa? Allora, da tecnico non posso tacere, visto che sono un tecnico, e vorrei subito fare delle precisazioni, visto che non lasciamo dei fantasmi o delle credenze non tecniche. Questi 3 piezometri è come se non ci fossero,
perché dove sono stati messi a suo tempo? E vuoi ripetere questi? Allora, questi 3 piezometri, 3. Ecco, siccome i nostri telespettatori Cosa non sono sono i tutti piezometri? tecnicamente preparati, I cosa pozzi sono? spia, i pozzi di controllo, quelli Allora, che si l'architetto fa ha una nominato prima. carotazione, Esatto, giusto? si fa un carotaggio, praticamente ci si collega alla falda, ok? Sì. E uno La è falda, diciamo, è come un fiume, Sì. ha una direzione, come diceva giustamente l'architetto così. prima. Diciamo, io ho imparato il mio mestiere con un mio ispettore che mi disse: dottoressa Lecis, si ricordi questa frase se la porti con sé tutta la vita? Chi cerca, trova. Qui non è stato cercato e non è stato trovato. Mi spiego meglio. Questi 3 piezometri, io qui l'ho scritto, non li ho visti, non li ho trovati, perché io andavo in realtà a cercarli secondo il flusso della falda. Sì, ho guardato qui sulla cartina, ma in realtà non è che mi interessasse. Io cercavo di capire dove erano stati messi, no? Quindi già 3 sono pochi, praticamente inesistenti, per una discarica che non ha fondo, ok? E che la provincia lo sa dal 2009. Che cosa succede quando la provincia è responsabile delle cave, delle ex cave, di potenziali inquinanti, eccetera? Ma questa è una discarica. Viene a conoscenza che c'è un grado elevato di rischio di questa discarica perché non ha fondamento, non ha neanche una copertura valida, perché lo dice, qui è scritto, la Sinergeo ha fatto gli studi, si è occupata di tutte le ex cave della provincia di Vicenza, ha vinto un appalto e ha seguito tutte le ex cave. Quanti ce ne sono di queste cave e discariche? Come? Nella provincia di Vicenza? Di Vicenza, e saranno... Allora, i siti inquinati sono 400 in provincia di Vicenza. Il numero esatto delle ex cave, alcune diventate discariche, alcune dicono che non lo sono, perché... Ma di fatto ci sono. Lo sono, perché l'altro neo, dove sono state tagliate le gomme? Nei luoghi dove io andavo col mio assistente e dove mi sono accorta che la ex discarica Castellan, scusate, la ex cava, ormai la chiamo discarica, la ex cava Castellan è una discarica. Non, scusate, Poiana. È una discarica a cielo aperto non autorizzata. Anche questa ovviamente senza coperture, anche questa libertà, pioggia, percolazione, eccetera. Chiunque vuole scarica. Ok, io ho trovato anche rifiuti nuovi, anche nei passaggi successivi, anche incendiati, quindi anche plastiche che hanno preso fuoco, e non so se vi ricordate che c'è stato quel periodo di lunga siccità, col rischio che il bosco che ha ripreso, quindi la natura, che vedete qui, questo è un animale che ha scavato qui, questo è il tasso, ok? Io sono stata aiutata dagli animali in natura che scavano le tane, quindi mi sono accorta che c'erano strati di rifiuti, perché gli animali si sono andati a fare la tana lì. Ma non solo lì, voglio dire, quindi si cammina sopra una discarica e lo senti in alcuni momenti, proprio senti anche... Quindi lei è andata in questa discarica normalmente per andare a verificare? Diciamo, ex cava, ecco, sì. Mi sono accorta soprattutto dei nuovi rifiuti incendiati, di rifiuti più visibili, perché c'è anche un'auto abbandonata, una arrugginita, e l'avvocato mi ha fatto una battuta in macchina dicendo: non è che magari di qualche giornalista scomparso e magari mi ha fatto la battuta così un po' per sdrammatizzare al ritorno da Rosà di quella famosa domenica, qualche mummia, esatto, ma così giusto per sdrammatizzare la giornata un po' pesante. Quindi io ho detto: chi cerca trova. Qui non hanno cercato per non trovare, perché quei 3 piezometri non sono sul passaggio della falda, quindi se io vado a fare le analisi, cosa trovo? Capite? Peraltro quando la provincia, e lo sa, perché la provincia dal 2009 che lo sa, la provincia di Vicenza, aggiungi altri pozzi di controllo, altri pozzi spia, visto che sai che è un sito a rischio, ok? Non lo dice la dottoressa Lecis, lo dice la Sinergeo, famosa e nota per questi studi, viene chiamata dappertutto, progettazione di discariche, controllo di discariche, bonifiche, eccetera, quindi voglio dire, sono noti, non è che sono piccolini e così. Quindi se scrivono che questo è un sito a rischio, vuol dire che è un sito a rischio. Ora, qui non si è cercato, ok?
io girando, voglio dire, la seconda volta che torno ed è marzo, il 23, quindi l'ironia della sorte, il 23 febbraio scopro che la ex cava Castellana è una discarica e il 23 marzo scopro che in Roggia ci sono gli idrocarburi, colore del petrolio, odore del petrolio, esperienza ne ho, faccio un campione immediatamente, quando tutta la Roggia era in secca, guardo davanti a me che cosa c'è, c'è il cedimento della discarica Castellan e quindi visibilmente percolato. Non so se mi sono spiegata, lì trasuda qualcosa, a monte c'è solo la discarica Castellan, non sarò io a dirlo, sarà la Procura di Vicenza. C'era Salvatore Livorno che voleva intervenire. No, diceva la dottoressa Recis, chi cerca trova, quando trovi poi devi dare delle risposte. Io ricordo ad esempio il caso di una grande discarica che peraltro è tuttora attiva, in cui negli anni le varie amministrazioni che si succedevano nei loro programmi elettorali mettevano la chiusura della discarica. In realtà poi la chiusura della discarica non avveniva mai, tant'è che è ancora attiva, anzi si parla di un possibile ampliamento. Perché finché una discarica è attiva, come dite, produce tra virgolette utili. Quando cessa e entra in un periodo che i tecnici chiamano post mortem, produce solo costi. Allora, se si scoperchia una pentola, e io credo che vada dato atto di chi fa questa operazione, come dire, civile, no? Di alzare, perché io credo che chi si muove, che i cittadini che si organizzano e scoperchiano, come dire, un vaso, lo fanno per amore del proprio territorio, del contesto in cui vivono. E io credo che i politici che amministrano quello come altri territori debbano essere mossi esclusivamente dall'amore del loro territorio. Allora, l'architetto prima citava degli enti che hanno una competenza specifica sulla materia, che si chiamano provincia, che si chiamano regione, che si chiamano bacino, consorzio di quel territorio. Se l'obiettivo comune, io non capisco un obiettivo diverso, se l'obiettivo comune dei comitati, dei cittadini, della politica e delle istituzioni è semplicemente quello di fare un'operazione di chiarezza e di trasparenza e di messa in sicurezza eventuale di quel territorio, come dire, gli obiettivi non possono che coincidere. Non ci può essere altro interesse che mettere al centro il bene di quel territorio, la salute dei cittadini, di quelli attuali e io dico soprattutto anche delle future generazioni. Quindi, a mio avviso, è sbagliata una logica, come dire, di contrapposizione. Ci sono enti preposti, istituzioni, io credo che quelle gomme non si siano tagliate per autocombustione, ma ci sarà stata qualche, come dire, manina criminale che ha fatto quell'operazione. Ci sono enti, organismi preposti a tutti i livelli per compiere delle indagini, quelle non si fanno negli studi televisivi ma si fanno nelle sedi competenti. La politica deve raccogliere le istanze dei cittadini e deve dare le risposte, perché la gestione poi è difficile, perché quando poi un'amministrazione si trova, come dire, col cerino in mano è complicato. Io immagino che se sono stati conferiti negli anni passati dei rifiuti in quei siti nel territorio del comune di Rosà, ma quanti abitanti? Se oggi Rosà ha 14.000 abitanti, quanti abitanti aveva negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80? Sicuramente in quel territorio sono stati conferiti, se sono stati conferiti rifiuti anche di altri territori e anche di altre province. Certo. Quindi è un concorso di responsabilità. Certo. Non ci si può nascondere dietro a un dito. Cioè, i soggetti, le istituzioni che hanno un ruolo su questo non possono nascondersi dietro a un dito, perché qui è in gioco un bene troppo importante, per cui non ci si deve dividere o contrapporre su questo, ma ci vuole la massima discussione, la massima trasparenza e il massimo coinvolgimento dei cittadini in una partecipazione attiva, perché non ci può essere altro bene condiviso da perseguire se non il bene di quella comunità e di quel territorio, a Rosà come altrove. In questo caso parliamo di Rosà. Ecco, io vorrei sottolineare un fatto, che è un'abitudine tipicamente italiana. Succede una cosa di questo genere, che può anche rappresentare un aspetto di un reato. Bisogna ricorrere al tribunale.
Ma allora le istituzioni che ci sono e sono responsabili di questo, perché non si muovono prima senza dover andare davanti a un giudice? Perché noi stiamo affaticando le procure di cose che invece le istituzioni dovrebbero prendersene carico e in maniera trasparente farlo vedere ai cittadini. È stato fatto un errore, bene, c'è da rimediare, lo rimediamo, tanto paghiamo sempre noi, non è che paga la regione paga con i nostri soldi, la provincia paga, ammesso che abbia ancora soldi, paga con i nostri soldi, siamo noi che paghiamo e stiamo chiedendo che i nostri soldi vengano impiegati in maniera tale da non creare rischi per le prossime generazioni. Allora, avvocato, perché ricorrere costantemente? È l'ultima ratio partire già con la procura e invece andare a responsabilizzare i vari uffici dicendo: signori, entro 8 giorni c'è un limite, di fronte a questa denuncia c'è un limite di attivazione da parte delle istituzioni. Ma nel nostro ordinamento c'è una suddivisione di compiti, siamo di fronte a un reato e competente è la Procura della Repubblica per valutare se effettivamente vi è questa situazione. Per di più la Procura della Repubblica può dare impulso a quegli accertamenti che per noi, per il Comitato, non sarebbe facile fare perché hanno anche determinati costi e soprattutto è un accertamento che farebbe la Procura tramite i propri tecnici che indubbiamente ha più, come si può dire, credibilità. Non che non ce l'abbiano i nostri tecnici, però se lo dice il tecnico della Procura, a parte il fatto che la dottoressa Lecis è tecnico della Procura, iscritta nell'albo della Procura di Padova, quindi poteva essere che anche la Procura di Vicenza incaricasse lei di fare queste indagini. Sì. Ma voglio dire, se siamo di fronte a un reato, l'ente competente per accertarlo e per dare gli opportuni provvedimenti è la Procura. Questo è un compito, ma altro compito è quello del sindaco che sappiamo tutti è responsabile della salute dei cittadini, è un'attività diversa e ritengo che sia stato messo a conoscenza in modo più che scrupoloso il sindaco di questo inquinamento. Sì, però purtroppo ci siamo trovati... Avvocato, questi ragionamenti ci portano, finalmente abbiamo un esempio eclatante, ci porta al ponte Morandi. Perché tutti ne parlano, tutti ne dicono, adesso la Procura che è incaricata a indagare finalmente ci metterà a conoscenza che questa cosa la sapevano da anni e che aspettavano solo che andasse giù e nessuno si prendeva la responsabilità e quando arriva in procura il disastro è già fatto. Non possiamo ragionare in questa maniera. Dobbiamo pretendere dalle autorità competenti che facciano quello che devono fare e se non lo fanno li portiamo in procura. Ma lo devono fare questi prima di minacciare di portarli in procura. La sensibilità dell'amministratore non è lui che gestisce questa cosa, lui è responsabile e attivarsi attraverso chi può gestire queste cose. Oppure dire ai cittadini, no, per esempio, non abbiamo i soldi per farlo, signori, cosa facciamo? E i cittadini prendono consapevolezza e danno forza all'istituzione perché si muova e abbia la capacità di gestirla. Prego. C'è da dire una cosa però, allora, sul tema dei rifiuti e sul tema dell'ambiente, allora, l'ambiente, come veniva ricordato prima, e la salute pubblica sono un tema che fa capo ai comuni, perché il sindaco, come è stato ricordato, è autorità di salute pubblica, tant'è che il sindaco è l'autorità che può disporre ad esempio un trattamento sanitario obbligatorio, un TSO, scusate. Negli anni i comuni, gli enti locali, vuoi per necessità, per mancanza di competenza o di personale, vuoi per scelta politica, hanno demandato queste materie. Le hanno demandate in forma associata, le hanno demandate ai consorzi, le hanno demandate alle loro partecipate. Quindi il sistema per non risolvere il problema. Affidando ad altri soggetti quella competenza. Certo. A me è capitato una serata durante, le faccio solo queste la responsabilità se mi permette le faccio solo queste. Mi è capitato. Scusi, risponda. Prego. È lecito demandare a altri le proprie responsabilità? Non è lecito se io non controllo ciò che viene fatto, perché il sindaco risponde del proprio territorio. Se io il problema lo sposto in un altro luogo,
E non mi e disinteresso? mi disinteresso, dopo non posso lamentarmi che nel mio territorio succedono mi cose. scusi, non è che posso lamentarmi. Io sono Torna a essere lui responsabile il di quel responsabile. territorio, perché se no cadiamo in una malattia che è la malattia del non mi compete, no? Allora, quando un sindaco, a me è capitato, ad esempio, una serata durante la presentazione del libro, è intervenuto un sindaco dicendo: ma voi parlate di argomenti, rifiuti, la gestione, l'inquinamento del territorio, che a noi non ci competono, perché competono alla regione, competono all'ASL, competono. Non è vero, perché poi alla fine i cittadini eleggono quel sindaco per essere amministrati nel proprio territorio, e quando tu hai segnalazioni da parte dei tuoi cittadini di situazioni maleodoranti piuttosto che di elementi, senza dire è vero o è falso, tu devi agire con gli strumenti che hai. Ad esempio la polizia ambientale, che dovrebbe essere esercitata dalla polizia locale, io vorrei capire in quali comuni del Veneto vengono fatti controlli ambientali. Bravo. Vorrei capire in quali comuni del Veneto vengono fatti controlli ambientali, Bene, vengono fatti controlli sugli abusi del daremo uno territorio. spazio nelle prossime Bravo. trasmissioni. Bravo. Vediamo capire le uffici competenti del Se no Veneto compete come sempre a qualcun controllano altro, il no? territorio. Compete sempre a qualcun Questo altro. perché se noi ci mettiamo tutti insieme, non possiamo scaricare sempre sulla spalla di una persona o di due persone, ci mettiamo tutti insieme e cerchiamo di risolvere il problema. Abbiamo ereditato un problema e lo risolviamo in questo senso. Lei per cortesia può far vedere il suo libro Sì, certo. alla telecamera, così Sì, c'è la grazie. possibilità, dove si trova, avvicina un attimo per cortesia, Riusciamo a in zoomare. regia. Grazie. Ecco, dove possiamo acquistarlo? Eccolo, Potete bravo. acquistarlo in tutte le librerie, Andiamo in è onda. uscito in gennaio e tra l'altro è scritto assieme a un giovane giornalista che si chiama Zanella, che vive in Lazio ma è di origini venete. È la prefazione di un carissimo amico che si chiama Alberto Pierobon, che è un veneto doc, è considerato uno dei massimi esperti italiani nella gestione dei rifiuti e attualmente lavora non in Veneto ma è assessore alla regione Sicilia su un tema proprio delicato Pensa. come la gestione dei rifiuti. Bene. Pensa. Allora, Pensa. architetto, lei cosa ci può dire a livello di organizzazione della pulizia Allora, a del livello di territorio? organizzazione di queste ultime cose che abbiamo detto, no? Allora, io mi ricordo quando 20 anni fa ogni singolo comune, ad esempio, si gestiva l'acqua, va bene? Con i problemi che avevamo, che quando un pozzo era inquinato si rimaneva senza acqua. Certo. Oggi abbiamo, che ad esempio con la nostra multi-utility e quindi l'insieme dei comuni a cui la multi-utility stessa fa capo, sono state fatte delle sinergie e c'è un controllo, mi sembra tipo 4.000 campionamenti al giorno dell'acqua potabile nell'ambito di Etra. Allora, non è vero che l'impegnare qualche sovrastruttura comunale sia sempre negativo, perché il mio comune o altri comuni ancora più piccoli non riuscirebbero ad avere un controllo così capillare e nello stesso tempo, nel momento in cui c'è il problema da una parte, riuscire a coi collettamenti a derivare acqua da altri pozzi. Questo è giusto. Quindi secondo me Ma non stiamo incolpando i sindaci che sono stati eletti da poco, invece sono i residui di altre Però i situazioni. sindaci dovrebbero esercitare il controllo è un analogo. altro. Io demando, è come prendere un taxi, dico al tassista mi porta fino là, ma voglio sapere cosa sta facendo e dove devo andare, dopodiché sono io che decido. Si chiama controllo il analogo. sindaco deve avere più un ritorno e i cittadini devono conoscere la problematica. Si chiama controllo analogo. Però io vorrei portare un po' la testimonianza di 20 anni vissuti vedendo le trasformazioni prima delle piccole multi-utility, la zona del Bassanese, diversa da quella di Mussolente e Borso, diversa da quella del Cittadellese, che poi ha portato a adesso parlando di Etra, che fa da noi tanto il ciclo dell'acqua quanto il ciclo dei rifiuti, che è un caso un po' anche particolare rispetto al Veneto. Allora, sovrastrutture così permettono di fare questi controlli in maniera capillare.
20 anni fa abbiamo iniziato a collettare tutte le fognature, oggi abbiamo circa l'85% delle residenzialità e delle ditte soprattutto allacciate ai depuratori, cosa che 20 anni fa non esisteva, cioè non 500 anni fa, 20 anni fa. Quindi io cercherei di spezzare una lancia anche nei confronti di chi invece in questi anni ha sempre lavorato in maniera anche produttiva, perché non è che sembra che stiamo dipingendo una realtà menefreghista e disfattista, e non è così, per quella che è stata la mia esperienza diretta. E quindi far meglio si può sempre, il meglio poi tante volte è nemico del bene, per cui bisogna cercare di arrivare comunque anche a dei risultati concreti. Come ho detto all'inizio, lo stimolo che ha dato il comitato è stato raccolto subito e si stanno facendo tutte quelle attività che arriveranno a caratterizzare, valutare, approfondire anche eventuali interventi, perché dopo bisogna mettere insieme tutti i dati, quelli storici e quelli nuovi che verranno da questi nuovi monitoraggi, per poi prendere delle decisioni. Certo. Quindi non c'è, per quanto mi riguarda, non c'è un aspetto di contrapposizione, se non quello che dobbiamo però decidere delle cose. Allora, Sinergeo è un'azienda seria? Non lo è, non lo so, nel senso è un'azienda sicuramente riconosciuta con alte capacità e alte professionalità. Allora, ha ricevuto l'incarico di posizionare i piezometri nei posti che riteneva opportuno e lì sono stati fatti a spese della collettività. Se adesso partiamo già dal presupposto che quei piezometri non vanno bene, dico, vabbè, ne faremo di nuovi, però mi sembra un atteggiamento poco costruttivo. Il problema della trasparenza è fondamentale. Le faccio un esempio. Quando abbiamo finito il dibattito con voi parleremo del Mose. Ci è costato 6 miliardi e non funziona. Non solo non funzionerà, ma creerà dei grandi danni, perché abbiamo distrutto i porti di Venezia, e poi se vi fermate o lo vedete avrete modo di capire. È stato dato a una società assolutamente credibile, certo. Mantovani, certo. Che l'altro giorno ha perso al TAR. Il TAR ha detto: tu non puoi più gestire le cose come vuoi tu, c'è un controllo, ti adegui a quello, perché fino adesso hai fatto solo disastri. Un progetto che già in partenza costava il doppio di tutti gli altri, a prezzo di mercato il doppio, e poi ci sarà l'ingegnere di Tella che ci racconta il resto. Quindi diceva un certo Giulio Andreotti: a pensar male è peccato mortale, però spesso ci si indovina. Di conseguenza, perché no? L'opposizione è fondamentale non perché rompe le scatole, ma perché propone quelle cose che forse la gestione invece della maggioranza a volte sfuggono, diciamo tra virgolette. E quindi andare a fare le pulci a chi sta lavorando è solo vantaggioso. Io penso di sì, vale all'interno di un'azienda. Se le persone sanno che c'è un iter, allora si comporta in una certa maniera, ma se tutto viene mollato, ognuno fa quello che vuole, dice: perché devo farlo io, che lui non lo fa e quell'altro, è tutto lo scaricabarili. Tipicamente italiano, non veneto. Noi l'abbiamo ereditato dall'Unità d'Italia. Prima, la Repubblica Veneta, c'era la pena di morte per chi inquinava, non so se mi spiego. Ecco. Che allora, bella cosa. non vogliamo tornare a quei tempi. Io tornerei. Ma il magistrato alle acque aveva diritto della condanna a morte se trovava il sistema di inquinamento. Allora, riacquistiamo la nostra, diciamo, storia, rimpossessiamo della nostra storia con rigore, perché poi la salute di noi tutti, se vi fa male lo stomaco, avete un tumore da qualche parte, facciamo i corni, spero di no, ma dobbiamo ringraziare anche questi fattori. Posso dire una cosa? Prego. Allora, io capisco la posizione dell'architetto, no, perché non è
semplice, no? Perché lui deve Guardi che non rappresentare... vogliamo polemiche. No, in maniera molto tranquilla, io voglio spezzare, Poi come dire, una lancia, Sì, perché prego. non si tratta di andare lancia in resta, ma di spezzare una lancia, secondo me, perché ripeto, non ci può essere altro bene da mettere al centro che non la salute della collettività. Certo. Su questo, se ci si divide sulla salute della collettività, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Abbiamo perso in partenza. Abbiamo perso in partenza. Allora, io ripeto, capisco la difficoltà come dire, dell'architetto che evidentemente rappresenta in questa sede l'amministrazione, suppongo, no? Ecco. Però diciamo una cosa, diciamocela con onestà, lei citava Etra. Etra è sicuramente una grande azienda del territorio, un patrimonio del territorio, perché è un'azienda totalmente pubblica che mette assieme circa 80 comuni, diciamo, della Pedemontana, dell'Alta Padovana e del Bassanese, giusto? Tra cui rientra Rosà. Fa, è stato detto, servizi sia idrici che di nettezza urbana, benissimo, ok? Quanto controllano i comuni dell'attività della propria partecipata? E la partecipata perché, anziché distribuire dividendi, soldi ai comuni soci, non restituisce invece servizi ai cittadini? Perché quelle società, che sono società totalmente pubbliche e amministrano un servizio pubblico, che sia essa l'acqua o la nettezza urbana, non hanno l'obbligo, il fine di fare business, Certo. di fare utile, perché non sono società, sono società totalmente pubbliche. L'utile deve ricadere sui cittadini. Deve ricadere sui cittadini, ma non sotto forma di dividendi che vengono distribuiti ai singoli sindaci. Di servizi. Di servizi. Bravo. Di servizi finalizzati alla cura e alla tutela del territorio. Sì, ma scusi, nonostante sia un ente, diciamo, partecipato di cui i soci sono i cittadini? Dai cittadini, sì, ma i cittadini poi abbiamo visto, eravamo soci anche delle popolari di Vicenza. Appunto. Allora c'è sempre dentro qualcuno che ha qualche altro vantaggio che allora, a noi sfugge. il tema è sempre quello di anche chi qui controlla il controllore, della trasparenza, no? e ripeto, quella trasparenza non soltanto di dire le cose quando il ponte Morandi è caduto, le diciamo un po' prima, così salviamo 42 anime. Sono d'accordo Prego. con lei. Sì, allora le nostre preoccupazioni sono aumentate nel tempo, perché da un problema viabilistico noi abbiamo chiesto anche al Comune di poter fare uno studio sulla viabilità, cosa che ci è stata negata perché non è obbligato. Quindi ripeto, la nostra preoccupazione è aumentata, oltre che il discorso viabilistico del capannone, anche per quanto riguarda la cava Poiana, e poi abbiamo scoperto anche la discarica Castellana. Noi come comitato, come cittadini, come residenti, non avremmo mai pensato di arrivare a questo punto. Io colgo l'occasione... Quindi avete scoperto strada facendo? Noi a un certo punto abbiamo detto cosa facciamo. Mi ricordo che il primo incontro che abbiamo fatto con Marina Lecis, noi abbiamo detto ma questa è una cosa più grande di noi, e lei ci ha fatto una domanda a cui noi non abbiamo risposto, ma abbiamo agito. Avete dei figli? A questa domanda non abbiamo voluto rispondere, ma abbiamo dato il mandato e siamo andati avanti. Io colgo l'occasione in questa trasmissione perché il nostro coraggio vogliamo infonderlo ai cittadini e ai comitati, di prendere il coraggio di sostenere comunque le amministrazioni perché devono fare il bene della comunità, ma anche di pretendere le informazioni e vedere i progetti, i documenti. Noi abbiamo sempre ribadito il pieno appoggio all'amministrazione comunale. Questo è un articolo del giornale di Vicenza di oggi. Vogliamo vederlo da vicino? Andiamo? In regia? L'ex cava Poiana non c'è nulla, dice il titolo. Ecco, questo è un titolo che a noi amareggia come comitato, questo lo dobbiamo dire, perché dopo gli innumerevoli incontri che abbiamo voluto fare tra i cittadini, invitando anche l'amministrazione comunale, sono stati fatti degli accertamenti con dei laboratori accreditati e con dei professionisti di esperienza. Vedere questo titolo insomma ci fa riflettere,
Quindi Bene, noi comunque che... continuiamo a sostenere l'appoggio. Il mio consiglio è che informate anche il giornale di Vicenza, che sicuramente sarà disponibile a lasciarvi uno spazio. Date la documentazione in maniera tale che possa avere la documentazione, che possa in qualche maniera aiutare a far capire la cosa. Non stiamo facendo una battaglia, stiamo portando avanti con tranquillità e chiarezza una cosa che va fatta. Assolutamente, non è una questione di battaglia. Dire le cose in maniera tranquilla non ha lo stesso valore delle cose dette ad alta voce. Le cose devono essere fatte con la massima calma e chi è preposto a farle deve farle, basta. Noi siccome abbiamo un segmento che va in onda adesso dopo la vostra, che si chiama Memento, quindi noi regolarmente voi ci aggiornate sulla situazione. Se è positiva faremo una alleluia, perché quando finalmente succede qualcosa di positivo dopo tanti tormenti che mettiamo in onda, lo speriamo. Allora facciamo una sigla alleluia. Purtroppo ce ne sono poche, ma lo facciamo. Lo speriamo. Ecco, quindi speriamo. Se la cosa si protrae, comunque sarete nostri ospiti, magari solo per l'intervento specifico come stiamo facendo adesso col Mose, per aggiornare periodicamente i cittadini di quello che non sta succedendo. Va bene? Grazie. Grazie dell'intervento, grazie della vostra presenza, grazie a tutti gli altri ospiti. Spero che anche in futuro ci siano richieste di questo tipo di partecipazione. Certo, ricordiamo per i telespettatori, grazie all'architetto Mirko Campagnolo per essere stato qua con noi, grazie a Salvatore Livorno, grazie a Marina Lecis, grazie a Hermes Muccellini, grazie anche all'avvocato Destro. Adesso un breve break pubblicitario, poi noi arriviamo appunto con la nostra rubrica al Memento e come appunto abbiamo già anticipato parleremo della questione del Mose. A tra poco.